Ultima gara del triangolare Under 11 del quarto torneo dello Stretto. Dopo la sconfitta con il Fair Play Messina, la Calcio Sicilia affronta nell'ultima sfida la Juventus, che invece nella gara d'esordio aveva sconfitto proprio la compagine peloritana. Tutto pronto con le immagini a cura di Mirko Giacobello per l'ultima sfida prevista al centro sportivo di Cristo Re. Subito Juventus, la punizione di De Lima viene smanacciata da Bolcino e poi Achemian non riesce a trovare lo specchio della porta, molto simile alla chance dopo 2 minuti. Stavolta Bolcino si appoggia anche alla traversa, il numero 9 alza la mira. Minuto 5, De Lima passa in mezzo a due avversari, Mancino improvviso che batte il portiere, prima rete bianconera della Juventus. Al settimo il destro di Perrucci vale il raddoppio e al nono, incontenibile, la vecchia signora De Lima da sinistra mette il pallone in mezzo dove c'è Achemian che deve soltanto spedirla alle spalle del portiere. Un primo tempo totalmente appannaggio della Juventus, quando la Calcio Sicilia, proprio allo scadere con Argentieri, cerca Zucco, apre su Modisi, va a calciare, la respinta di Pistol finisce la prima delle 3 frazioni previste a Cristo Re. Juventus fino a questo momento che si fa preferire sulla Calcio Sicilia e conquista il primo punto. Partiamo con il film della ripresa, palla per Pizzo dalla distanza, trova la respinta di Mulassano, poi Calcio Sicilia, ancora Pizzo, stavolta trova il compagno Rodolo che viene toccato così da Traoré per il direttore di gara. Ci sono gli estremi per un calcio di rigore, dal dischetto si presenta Cipriano che spiazza l'estremo difensore e trova la rete per la formazione palermitana. La Juventus però non si arrende, Togola apre a sinistra per Severino, conclusione respinta da Bolcino. Poi al 20esimo Rodolo in profondità per Pizzo che davanti al portiere riesce a scavalcarlo e a mettere dentro la seconda rete di questo secondo tempo. La Calcio Sicilia conquista la frazione e porta il complessivo sull'1-1. Siamo allora agli ultimi 10 minuti di questo triangolare Under 11 del quarto torneo dello Stretto. Subito Juventus con la conclusione da Chiemen che termina oltre la traversa, poi al 25esimo De Lima dalla destra mette dentro ancora Chiemen di destra che però la manda sul fondo. Ultima occasione, punizione di Cortese che centra la traversa, di lì a poco il definitivo fischio a Cristo Re. Termina così la gara, 2 punti per la Juventus, 1 punto per la Calcio Sicilia. Juventus vincitrice del triangolare Under 11 del quarto torneo dello Stretto. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.